presenta Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Jean-Pierre? E la radio c'est chi, per dirla in non so quale lingua idiota, mi sia sgorgata dall'imo oggi, in questo momento, in questo esatto istante. Intanto vedo già bellamente collegato con noi in audio video, sebbene non abbiamo più il 252, per cui in TV non ci sei, caro Max, non ci sei più. Max del Papa, che ringrazio, che ringrazio e che saluto. Grazie intanto, perché gratis et amore Dei siamo sempre qua a valerci della tua collaborazione e a raccontare un po' di cose come faremo oggi. Peraltro, intanto come la ti va generalmente parlando, Max, e poi entriamo in alcune delle questioni di cui ti sei occupato nell'ultima settimana in particolare, che sono molto stuzzicanti, molto interessanti a mio modesto giudizio, neanche tanto modesto, per dir la verità. Mi va come uno può leggere, perché questo è quello che vivo io, di fatto. Perché tu hai questo malvezzo, direi antropo-esistenziale, di raccontare tutto. Sì, di essere esattamente in pubblico come sei in privato. Per questo che non hai fatto carriera, Max. Può darsi, no, nel senso, anche per questo. Nel senso che hai fatto un'altra carriera, non quella che fanno quelli lì. Quindi, secondo me, hai fatto carriera e come? Sei riuscito e come? Però non come quelli lì, diciamo, no? Perché non sono televisivo. Fammi dire, oggi non abbiamo, sono mediatico. Non so se tu l'hai letta, History of the English Speaking Peoples. Fu composta tra il 56 e il 58, niente po' di meno che da Sir Winston Leonard Spencer Churchill, più conosciuto come Churchill, semplicemente. Sì, ecco, nel suo libro, vero. 1956-58, ripeto, per i bibliofili, che sono tantissimi che ci ascoltano, A History of the English Speaking People, diceva a un certo punto, anzi scriveva, e quindi lo ha lasciato immortalmente questo suo pensiero, Sir Winston Leonard Spencer Churchill, che a essere scemi, deficienti, servili, enfatici, voltagabbana, vendicativi e bastardi si fa carriera. Aveva torto? Sì, è la storia del mondo questa qua, no? È la storia del mondo, è la storia dell'umanità. Ma infatti, sai, quando il cristiano sente dirsi no, già dai tempi di Pietro, quante volte devo perdonare, maestro? 7 volte, che per lui già era un numero fin troppo largo. Io dico, non devi perdonare 7 volte, ma fino a 70 volte 7, cioè sempre. E quello però implicava già una rinuncia, cioè mica era stupido Cristo. Dice, so perfettamente che se perdoni sempre ci meni tu, ci rimetti tu, e chi è perdonato si sente autorizzato a approfittarsene in eterno. Però questa è la regola, e perdonare 70 volte 7 vuol dire rinunciare a farsi largo in certi modi nel mondo, eccetera. Non esiste una sola persona incline al perdono o alla mitezza che possa poi, come diceva Churchill, fare carriera. No, assolutamente. Churchill lo dice in modo più politico, ma la realtà è quella. Ecco perché nessuno poi accetta. Però tutti vogliono fare carriera o mettersi al sole o mettere il porco all'ombra, come si diceva. Ma è anche umano, è normale, insomma, no? Vabbè, poi uno ha le sue logiche, per cui se tu ti sei mosso per secondo una certa logica, vuol dire che era la tua, e quindi devi essere contento di quello che hai fatto. Devi essere molto contento di quello che hai fatto. Fammi fare il predicozzo, dai, che mi viene benissimo, o no? Sì, io non sono molto portato per il perdono, dico la verità. Però, quindi a prescindere da questo, non essendo io uno che perdona, però non... Però adesso parlando seriamente, sono fatto molti parlando seriamente, Churchill aveva ragione, no? Quando dice che bisogna essere scemi, deficienti, servili, enfatici, voltagabbana, vendicativi e anche bastardi per fare carriera. No, se sei una nullità aiuta.
No, però vediamo. adesso voglio dire, però ci vuole anche una bella fatica se uno non ci nasce a essere scemo, deficiente, servile, enfatico, voltagabbana, vendicativo e bastardo. È faticoso, è un mestiere faticoso. Quindi uno deve essere quello che è la sua natura, secondo me. Se uno c'è con tutti i suoi limiti e le contraddizioni, ma se te agisci bene o male secondo la tua natura, la carriera fagliela fare a quegli altri. Che cazzo me ne frega a me? Giusto? Io non ho mai cercato una carriera, dico la Appunto, verità. dico, Non mi quindi. è mai interessato e non l'ho mai chiesta. Quello che si chiede semmai è un minimo di giustizia, cioè un minimo di giustizia per poter avere i presupposti per portare avanti una famiglia, tutto lì. E io mi chiedo sempre, in vita mia ho girato 100 giornali e ogni volta è un dato di fatto, non è un vanto, sarei un cretino, appunto, ogni volta mi sentivo dire che ero il più letto, il più seguito, il più discusso, anche il più odiato, quindi facevo fare più soldi al direttore, all'editore con la pubblicità. Allora rimane un bel mistero come mai, essendo sempre il più seguito, il più letto, però io in 35 anni non ho mai ottenuto un contratto. Cioè ho sempre dovuto lavorare a giorno, a giornata, a cottimo. Conseguenza io in 35 anni non ho mai fatto vacanza. Questi sono dei misteri che solo in parte mi spiego con la mia indole, magari rinunciataria o non ambiziosa. Rimane il mistero. Evidentemente bisogna sapersi vendere in un modo che io non ho mai imparato. Che io comunque in giro vedo, è un po' la stessa storia. Quando sento i giornali, tutte le testate che si ispirano alla verità, alla libertà, all'autonomia, io poi li prenderei questi qua e direi, dai, su, forza, chi è il tuo padrone di riferimento? Perché io poi nei giornali vedo certi scalzacani, a parte quelli che stanno dentro e fuori dal sistema, pendono col sistema qua e là, gente che vuole sbaragliare il sistema come paragone, poi dopo stranamente rifluisce sempre dentro tutti i sistemi. Strana questa cosa qua. Poi vedo tanti che anche personalmente non valgono nulla. Allora mi verrebbe da dire ai vari direttori che vanno ai convegni a predicare, ma tu perché non la dici giusta? Perché non dici che tu imbarchi gente di nessun valore perché il politico di riferimento, perché l'editore, perché l'industriale che ti finanzia ti ci obbliga? Perché la verità è che le testate sono strapiene, a parte poi i parenti o i figli o i figli o nipoti o pronipoti di cognomi, questo è un altro discorso, ma siamo sempre lì. E poi comunque ci stanno proprio le file di quelli che sono presi e messi lì. Una volta si diceva che succedeva a sinistra, perché a sinistra c'è l'amichettismo, c'è l'egemonia gramsciana, però poi abbiamo visto che quando la destra ha avuto una stagione di potere si è comportata e si comporta nello stesso identico modo, forse con ancora maggiore protervia. Da lì la situazione. E con minore egemonia culturale, però. Sì, perché non sono capaci di farla, perché la cultura non l'hanno mai curata, quindi adesso non è che 2 o 3 anni di potere possono recuperare il tempo perduto. La verità, questo è un discorso da fare. La verità è che la sinistra rimane egemone e rimane al potere anzitutto nell'aspetto dell'informazione, della comunicazione, della produzione culturale. Culturale qui lo mettiamo tra tutte le virgolette che vuoi, però è per dire dei contenuti. L'abbiamo visto con lo scandalo dei film, hanno buttato miliardi per dei film che o non erano fatti o erano proposti da dei serial killer o comunque uscivano o non uscivano, cioè uscivano, facevano 40 spettatori e non paga nessuno. È volato uno straccio e si è dimesso un direttore di quel di Castero lì, ma i veri responsabili, che sono i Conte, i Franceschini, quelli ancora più protervi di prima. Cioè, Veltroni, mi dispiace, Veltroni è uno che ha una produzione pseudoculturale che è spaventosa, ma neanche Simenon. Ma è uno che ha fatto le scuole serali, dai. Cioè, stiamo a ridere, stiamo a prenderci in giro. Però chi oggi comanda la destra, l'aspetto dell'informazione, i giornali di destra, le testate di destra che supportano questo regime attuale, invece di farla da padroni si comportano e si percepiscono come degli accerchiati. Cioè c'è tutto un mastodonte antagonista di sinistra
che li schiaccia al muro continuamente, ha torto o ragione. Questa non è però la dialettica democratica, perché è giusto che in democrazia chi comanda e i suoi informatori di riferimento siano controllati. Qui però c'è qualcosa di diverso, cioè c'è un attacco sistematico e pretestuoso da sinistra che non va sui contenuti, ma si comporta nel modo di dire: voi siete dei maiali, voi siete degli abusivi, quelli che comandano, che devono comandare siamo ancora noi. Quindi non è un contropotere che democraticamente controlla e argina il potere, è come un antipapa, un antipotere che rivendica tutti i poteri e dicono: essendo abusivi voi dovete sparire dalla faccia della terra. Sì, diciamo, questa non è la fisiologia della democrazia, No, maggioranza-opposizione, assolutamente no. diciamo. C'è sempre quell'egemonia di sinistra, costruita in tutto il dopoguerra, in realtà già da prima, che si fa sentire, che comanda. Ma poi guarda, per Noi prendiamo paradosso, una televisione ecco, come Mediaset, c'ha tutti dentro quelli di sinistra, perché? Perché Mediaset si deve coprire con la magistratura, perché. Ma poi abbiamo sentito ieri che l'erede del fondatore ha intenzione di scendere in politica. Quindi si ripete una dinamica, Pier Silvio l'ha detto, si ripete una dinamica. Io all'inizio volevo scrivere un pezzo per dire: ma questo qui a che titolo parla? Di ius scholae, sconfessa Tajani, dà i suoi giudizi, dice potrei scendere in politica. Cioè, ripetiamo quell'anomalia democratica che fu del padre. Poi ci ho rinunciato, sai perché? Perché? Non per vivere tranquillo, perché mi sono reso conto che sarei stato io dalla parte sbagliata, anacronistico. Cioè, oggi un magnate, un proprietario di un impero mediatico o il suo erede che scende in politica non è più un vulnus. La democrazia è cambiata in Italia come in Occidente, come in Europa, ma anche nei regimi non democratici dell'Oriente. È cambiata, quindi stare lì a dire però il figlio di Berlusconi è totalmente anacronistico. La cosa si è consolidata, è acquisita. Berlusconi è entrato ovviamente in una situazione di anomalia democratica, lo sapeva anche lui, in qualche modo lo diceva anche lui, però con la consuetudine, ne ha fatto una consuetudine ed è diventato un dato acquisito. E quindi oggi dire però il figlio di Berlusconi fa come il padre diventa una cosa neanche patetica, diventa una cosa sbagliata proprio dal punto di vista della risultanza storica. Le cose sono così. È un altro modo, è un altro tipo di democrazia. Lui si è coperto, sta mettendo un sacco di gente di sinistra, no? E magari fa anche bene, nel senso che poi io ho visto tra molta gente che è totalmente superflua, però ha fatto un colpaccio, ha preso Federico Rampini, che è un commentatore delle cose americane. Noi lo sappiamo bene perché noi americani, no? Esatto. È uno che comunque ha un suo valore, non è neanche più di sinistra, o perlomeno è di una sinistra estremamente critica con la sinistra. Quello è un bel colpaccio. Quindi si è comportato come editore, lo ha sottratto alla 7. Poi lui chiaramente si deve coprire, perché nel momento in cui lui scende in politica, fra un anno o due, non lo tocca più nessuno. Non lo tocca la destra, che lo deve per forza tenere su, ma non lo tocca neanche la sinistra, perché in qualche modo li ha comprati tutti, li ha soldati tutti. E se tutto è così, e se tutti fanno così, vuol dire che deve andare così. Io mi ci sono giocato, tu dicevi all'inizio non fai carriera. La mia non carriera è cominciata più di 20 anni fa, quando all'inizio degli anni 2000 io denunciavo lo strapotere di Berlusconi, mi mettevo contro quel collettivo maoista, i Muming, adesso sono scomparsi, tutte quelle robe, mi mettevano col mirino su Indymedia, mi giocavo le collaborazioni col Mucchio, eccetera. Mucchio dove c'era Scanzi che soffiava sul fuoco. Scanzi soffiava sul fuoco, diceva che io era in combutta con i Muming, no? Che attaccavano Berlusconi come un fascista. E adesso Scanzi è predicato di andare a a Mediaset. Le cose sono cambiate, sono così. Questa è bella però. Sì, no, lui è uno che, io davo addosso a Berlusconi. Lui, per emulare me, diceva delle cose totalmente scomposte, totalmente ma immature, come da quel bambino invecchiato che è adesso, che è sempre stato. E lui adesso va a Mediaset perché non gli porta niente, perché è uno che non è un fuoco di paglia, non lo segue nessuno in realtà in televisione, però è uno imposto dall'impresario.
Però lui, Pier Silvio, si copre da tutte le parti. Non lo toccano più i grillini, non lo tocca più il PD, non lo tocca più la destra. E va così. È inutile che stiamo lì a fare le menate, va così. E allora, intanto vediamo cosa ne pensano anche coloro che ci stanno seguendo. Apriamo subito le linee a sto punto per chi volesse intervenire, lo dico alla regia. Regia, aprire le linee perché chi vuole intervenire può farlo subito allo 02 92 94 72 22, ripeto, 02 92 94 7222, WhatsApp anche audio al 340 67 09 659. Scrive un ascoltatore, Alessandro: Gesù ci dice di porgere l'altra guancia, ma Dio nella sua infinita ma Dio nella sua infinita misericordia di guance ce ne ha fatte soltanto 2. Che dici? Lo so. Che Dio è Dio. Proprio perché noi non siamo Dio, mia è la vendetta, dice lui. Però il messaggio per chi crede è chiaro. Tu devi perdonare sempre. È impossibile, è forse deleterio, non si pone in una società, è utopistico. Però chi crede è vincolato a questo messaggio qua. Vedi qua, vedo sul tuo sottopancia, c'è una giornalista Scampini che denuncia gli odiatori. Guarda la Frida che bella che è. Bella, che denuncia gli odiatori, dice un odiatore gli ha detto peccato che sei guarita dal tumore. Io che devo fare? Devo farci un'enciclopedia con questi messaggi, tu lo sai. Quanti te ne sono capitati a te? A me ne arrivano 50 al giorno. 50 al giorno e dicono esattamente quello: ma tu non dovevi morire, ma perché non sei morto, ma il cancro non ha fatto il suo dovere, che ti venga un altro cancro che tu possa morire. Io il cancro lo auguro a tutti quelli che mi hanno ridotto in questo stato, che è uno stato pietoso. Non perdono tutte le istituzioni. Oggi ho saputo che al CTS hanno messo uno ancora più fondamentalista di Locatelli, mi pare che si chiami, certo Ciciliano, è uno che è uno psichiatra che teorizza appunto i lockdown, i trattamenti obbligatori, fa paura, un psichiatra che dice così, per chi si oppone alle politiche sanitarie. Però a proposito di questo, fammi toccare un tasto, perché a proposito di questo tu hai notato una cosa che ha detto l'ex premier Conte e che non ha ripreso e commentato quasi nessuno, mi sembra, Sul giornale d'Italia.it, qualche tempo fa, il 28 giugno se non sbaglio, l'articolo è stato pubblicato, tu hai fatto un articolo commentando quello che Conte ha detto in un'intervista. Sì. Ma l'ha detta grossa però. Ha detto che lui non voleva il lockdown, le chiusure e compagnia bella, ma a decidere erano altri. Rispondeva ad altri. Sì. Cioè che Draghi, PD, Mattarella. Sì, lui ha detto dovevo rispondere a Draghi, che peraltro all'epoca non aveva nulla. figure istituzionali, non era nulla dal punto di vista delle istituzioni, però lui è diventato dopo. Allora uno qua si fa due domande. Una è, se tu come Presidente del Consiglio rispondevi ad altri... No, perché la frase è grossa, la frase, ripeto, scusami, è talmente grossa che è come vedere un elefante e dire non ho visto niente. Cioè, è agghiacciante. Non volevo il lockdown, ma a decidere erano altri. Chi? Cioè, lo sappiamo chi. Mattarella, Mattarella per conto della Cina, questo lo sappiamo. Ma poi uno che è il giornalista non lo incalza su questo? Assolutamente no. No. Cioè, uno ti dice, uno ti dà una notizia clamorosa, non ho deciso io, a decidere erano altri, sebbene io fossi il premier, e gliela devi cavare sta notizia però di bocca. Chi ha deciso per conto tuo? Di chi eri la marionetta? Appunto, di chi eri il pupazzo? Quindi il premier italiano non conta niente. Allora i casi sono due: o a contare il Presidente della Repubblica, cioè siamo una monarchia presidenziale, oppure il Presidente della Repubblica conta come intermediario verso chi? Verso la Cina, perché noi lo sappiamo tutti che Conte ha ricalcato tutte le procedure, le metodologie e i diktat che venivano da Pechino, da dove peraltro poi era partito il contagio. Allora questa è una cosa agghiacciante. C'è chi dice che Belpietro lo ha fatto parlare proprio per farlo sputtanare. Poi onestamente nei giorni dopo sono usciti diversi attacchi da Maddalena Loi, da altri, anche da Silvana De Mari, che lo hanno ripreso questa intervista agghiacciante. Resta però il fatto che non si capisce, primo, che democrazia sia la nostra in cui un Presidente del Consiglio non conta niente e se ne vanta. Secondo, che democrazia sia quella in cui un Presidente del Consiglio dice che deve rispondere a uno che al momento non è niente ma che poi gli subentra. Quindi viene il sospetto che i giochi siano tutti
stabiliti con grande anticipo. Adesso ti metto a te, poi metto quello lì, poi ti faccio crollare, per cui quello che toglie poi la fiducia sono tutti dei minuetti, perché è tutto minuziosamente, è un copione minuziosamente stabilito, e quindi non è più una democrazia. E terzo, si ha la conferma che una misura totalmente autoritaria, repressiva, come il coprifuoco, non aveva ragioni sanitarie, come poi si è dimostrato, ma politiche. Serviva a tenere dentro tutti. Perché? Perché c'era bisogno di questa sospensione democratica? Per non far votare? Per obbligare 60 milioni ad assumere dei preparati col senno del poi, eccetera, eccetera? Non diciamo niente, sennò poi partono le letterine. Perché c'erano degli affari dietro, perché l'Unione Europea? Comunque sia, c'è stato un coprifuoco che aveva tutt'altre ragioni che di una tutela sanitaria. Oggi hanno messo al CTS uno che dice: in certe situazioni la dittatura è doverosa e la gente deve essere chiusa in casa. Ancora dopo 5 anni. Dopo 5 anni, dopo la sconfessione di un modello che in tutto il mondo, essendosi dimostrato fallimentare, è stato ammesso come fallimentare. Tutto il mondo praticamente ha chiesto scusa. Qui mettiamo ancora. Allora uno dice: ma questo regime di destra, che viene dopo quello di sinistra e che nomina le stesse persone, che senso ha? Dov'è il voltare pagina? Ecco, È allora tutto continuato. su questo ti cito Luciana da Mugio che ci ha mandato un messaggio. Tra l'altro giro anche alla parte tecnica, perché Luciana ha scritto 2 volte stamattina che siamo sempre interrotti durante le trasmissioni per minuti o secondi. Abbiamo delle interruzioni costanti. Noi siamo stati interrotti 3 volte con silenzi brevi da quando abbiamo iniziato a parlare. Insomma, ogni tanto la gente perde il filo. Però ho fatto in tempo a sentire, scrive Luciana, Max, a proposito di chi comanda oggi. Vorrei dire che io non ho ancora, dopo 2 anni, la percezione che la destra, seppure al governo, comandi. Scrive Luciana, che è quello che stavi dicendo adesso. Mentre Clara ci scrive un altro messaggio via WhatsApp, ricordo il numero 340-6709-659. Max ha ragione, la strategia di Pier Silvio probabilmente è proprio quella. Lui però non è suo padre e a mio parere non ne ha la stoffa. Ma dopo che avrà tutto sto potere, cosa ne farà? Per dirla con il vecchio Miglio, il vecchio professor Gianfranco Miglio, Sì. caro Max, secondo te ce l'ha il carisma Pier Silvio o no? Assolutamente no, in sé, e anche perché il padre nel bene e anche molto nel male è un fenomeno unico, per forza di volontà, per spregiudicatezza, e anche erano tempi diversi, cioè lui ha gettato un precedente. Io non credo, poi posso sbagliarmi, perché tanto oramai in Italia Va bene non riesci tutto. non riesci più a capire quello che veramente succede. A rigor di logica sarebbero da evitare per me certi paragoni, perché un conto è un fondatore che ha fondato poi cose buone, meno buone, ma che comunque era inarrestabile nella sua forza di volontà. E un conto è un erede che si è trovato questo impero da gestire, ma non ha creato niente di suo. Penso che la gente farebbe questo discorso, farebbe questo paragone. È anche vero che con la forza dei mezzi di comunicazione si può imporre tutto. Cioè, io adesso non voglio fare un paragone allusivo, sia chiaro. Registro solo una situazione. È vero pure che noi ci ritroviamo al Parlamento europeo, che è comunque sono istituzioni di un certo peso, ci ritroviamo gente come Ilaria Salis, come Mimmo Lucano, fino a ieri come la Carola Rackete. Questo è notevole, perché questa è gente, sono dei pregiudicati, neanche a dire delle nullità, sono dei pregiudicati, e vanno lì. Quindi evidentemente noi abbiamo dei riferimenti di natura rispetto alla consistenza democratica, alla democrazia elettorale, alla creazione del consenso che sono datati. Cioè, il modo in cui creare consenso oggi, io non riesco a capirlo, a me sfugge. Sono rimasto al Novecento, e allora può darsi pure che io dica sono delle scemenze e mi sto sbagliando. Allora, intanto Chiunque con una dotazione può arrivare dappertutto.
Intanto ci scrive anche Roberto Verissimo, oggi sempre interruzioni, la qualcosa non è buona perché rende molto difficile seguire la trasmissione. Comunque ci manda anche un paio di audiomessaggi Roberto che adesso sentiamo insieme. Sempre che sia possibile dalla regia mandarli in onda, eccoci. Urca, che frecciatina che ha tirato del Papa, eh? I nipoti e pronipoti di cognomi. Chi vuol capire capisce, e io so chi capisce. State bene? Me l'ero pure persa, ma il nepotismo è una caratteristica italiana Ma classica, no? sì, no, non è frecciatina. È la norma, diciamo. Sì, si parla di nepotismo. Ma vai a vedere poi nel cinema. Scusami un attimo, Max, ma più nepotismo del figlio di Berlusconi, insomma, stiamo parlando di quello. Ma anche, certo, no? ma vai a vedere nel cinema. Comunque. Ma in politica ci sono quelli che dicono quello lì è mio figlio, non perché è mio figlio, ma perché è bravo. Cioè, ma non è frecciatina, è un sistema. Poi c'è l'altro messaggio, sentiamolo un attimo pure quello, chiedo alla regia prima di passare alla telefonata perché così siamo completi. Oh, una curiosità, c'entra poco con l'argomento di oggi, comunque una curiosità, ma che fine ha fatto Speranza? Che fino a qualche tempo fa era un oro sì, un oro no, a dire, a pontificare eccetera. Speranza, quello del virus, quello dei vaccini, quello del Vabbè, abbiamo capito, sì. Dove cacchio l'hanno messo sto Speranza? Ma no, l'hanno messo, sta in Parlamento e gira e presenta il suo libro che nessuno compra. Tranquillamente, la destra non comanda, ma scrive... tornerà, No. Allora, passo il veloce messaggio di Antonella e poi la telefonata 02 92 94 7222. La destra non comanda con un Tajani e Forza Italia deboli. Tra l'altro si è permesso anche di dargli un paio di schiaffi, mi sembra, Pier Silvio a Tajani, no? Ha detto sì, è buono, sì, ma tanto, è buono a niente. Tajani ha dimostrato che non conta niente, che lo si può trattare come si vuole. Cioè, gli dai anche qui da cane fedele, gli dai una pacca su... Allora, sentiamo la telefonata. Lui non si ribella. Sentiamo la telefonata. Ha detto sono d'accordo con Pier Silvio. Allora, pronto? Chi è là? Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono da Doppiadane. Prego. Io reitero la mia domanda, che può diventare noioso, ma l'ho fatta qualche volta, ma per motivi di tempo così non ho avuto troppe risposte. Secondo me tutti questi meccanismi, tutti questi movimenti servono proprio per il prossimo governo che sarà quello che, oltre a tutto quello che già dobbiamo pagare di interessi nel debito, dovremo cominciare dal 2027 a restituire i soldi del PNRR, 200 miliardi più di interessi. E questo governo ha già fatto qualcosa a riguardo, e cioè ha fatto un decreto sicurezza, per cui le proteste di piazza potrebbero venire sopite in modo anche abbastanza nerboruto, diciamo. Allora, chi sarà questo nuovo governo? Sarà Berlusconi? Saranno tutti questi che dovranno farci ingoiare questo ennesimo rospo, queste nuove tasse? Qui c'è da dire qualcosa. Sì, perché tu già parlavi del Moviola tempo fa. Comunque, scusami un attimo, sì, Max, dobbiamo passare. Ma io resto aspetta un attimo perché abbiamo poi tempo, dobbiamo cedere tra poco il passo all'immenso, incommensurabile Acerbis, ma torniamo dopo, un minuto e mezzo. Scrive intanto, e facciamo in tempo a darne conto, un altro ascoltatore: buongiorno, Enzo da Como. Certo che a questo punto cosa serve andare a votare? Tanto si decide tutto da parte dell'elite. Grande Max, uno dei pochi con la schiena dritta, e con la schiena dritta noi andiamo in pausa e torniamo tra pochissimo dopo l'immenso Acerbis. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Eccoci qua, cari amiche e cari amici di Radio Libertà. L'estate è arrivata, sembra che ci siamo, sembra che qualcosa stia cambiando. Un pochettino di sole fa bene alla salute, fa bene allo spirito, fa bene a tante cose. Però in questo periodo, cari amici di Radio Libertà, cosa succede? Ma dai la bruschettina, ma dai la patatina, ma dai quello lì, ma dai quello là, e chi soffre di problemi
esofagei, quindi penso al bruciore di stomaco, al reflusso, alla pancia gonfia, alla cattiva digestione, all'amaro in bocca. Queste qua sono stagioni un po' particolari perché lo faccio io, lo farete anche voi, si mangia un pochettino di più, si assaggia un pochettino di più. Allora vi consiglio una cosa, però potete chiedere informazioni qui chiamando 030 68 40 408, anche perché è una produzione limitata, è un prodotto naturale gastro-free. Il nostro integratore alla bava di lumaca gastro-free per tutti quelli che hanno iperacidità, bruciore di stomaco, cattiva digestione, reflusso gastroesofageo. È una cosa meravigliosa, un successo straordinario. 59 euro in offerta stamattina, 59 euro, 3 flaconi. Per ordinarlo chiamate lo 030 68 40 408. Lo prendete prima dei pasti o dopo i pasti, ma però per queste cose non vi costa nulla. Chiamate 030 68 40 408. Chiedete di Miriam, è lei esperta negli integratori. L'abbiamo fatta studiare anche per quello, quindi vi dà delle risposte chiare e certe. Integratori non sono medicine, ma aiutano tanto. 030 68 40 408 per una primavera, un'estate un po' più bella. Oppure olioacerbis.com, andate sulla sezione integrazione alimentare. Grazie, alla prossima. Sapete tra l'altro a cosa serve il gastro free? A digerire i pezzi di Max del Papa, perché te li leggi e poi Bravo. ti viene uno sturbamento tale che dici cazzarola, adesso mi faccio 3 flaconi di gastro free uno dietro all'altro, 59 euro. Mi dovrebbe sponsorizzare Acerbis. Esatto, perché quando uno legge i tuoi Con pezzi la maglia. poi gli viene un giramento di un cosa di Lo stomaco, so. ti si torce la budella e lo stomaco che ha bisogno del gastro free, senza Lo dubbio so. alcuno. Ascolta, allora ci fermiamo un attimo con i messaggi perché poi te ne devo dar conto di altri, però tu volevi giustamente commentare quanto diceva l'altro ascoltatore, no? Che si Sì. apparecchia qualcosa. Cosa ci apparecchiano, come scriveva il Manzoni? Io resto della convinzione di mesi fa, cioè non è proprio vero che la Meloni non comanda, la Meloni è debole, la Meloni è forte nel gradimento popolare, perché quando si dice che c'ha Fratelli d'Italia al 30%, il 30% ce l'ha lei, perché il partito è evanescente, ce l'ha lei, il partito non esiste. E diciamo anche una cosa, che se l'è costruito negli anni, sapientemente. Lei sì, è un partito di deficienti. Lei è anche molto brava mediaticamente perché ha questo populismo, francamente, anche questo trasformismo, però ha questo populismo un po' aggressivo, cioè aggressivo nel senso che trasmette convinzione e voglia di fare, e poi ogni tanto gioca sul vittimismo, ci sa fare, però attenzione che dire che il 30% dicono a me piace la Meloni non vuol dire che ha un 30% di potere. Lei, io l'ho detto tante volte, lei fa quello che può, vuole durare, quindi sta cedendo ad ogni tipo di compromesso in Italia e in Europa. Da lì un trasformismo sconcertante. Lei vuole durare per sé, perché chiaramente è l'ambizione di ogni politico, però vuole durare anche in una prospettiva futura. C'è chi dice che lei punta al secondo mandato e potrebbe farcela perché con una sinistra di idioti come la Schlein non ha barriere, ma le barriere le vengono dalle altre parti, le vengono dalla magistratura, dall'informazione, dalla cultura, tra virgolette. Lei cerca di accontentare tutti perché pensa al secondo mandato io il 50% da sola. Io credo che sia molto difficile che questo avvenga. Nessuno in Italia prende il 50% da solo e non ci fanno arrivare. Credo allora che lei si stia convincendo di una cosa, che la sua stagione è questa. Poi si riciclerà anche lei come Renzi, come altri, in mercante, come fanno oggi i politici tutti. E dopo di lei, quello che si sta preparando secondo me è un ritorno al passato, cioè sotto pandemia erano tutti dentro. Infatti tutti si coprono e nessuno dice ho sbagliato, tutti si coprono. Dopo la Meloni secondo me si tornerà a un discorso di tutti dentro, una coalizione, una grossa coalizione, cioè una cosa oscena,
dove ognuno protesterà la sua autonomia, la sua indipendenza, ma saranno tutti dentro, benedetti da Mattarella che arriverà tranquillamente oltre i 90 anni. Tanto anche su questo ormai la Costituzione non conta più, è un'altra cosa, è un'altra democrazia, e alla fine secondo me si arriverà anche ma è anche lì, cioè si torna alle strategie di Mediaset. A che titolo Pier Silvio Berlusconi parla di politica? A che titolo Mediaset boccia lo Ius Scholae? Perché nessuno non vede che il Coacervo sia unico, e nessuno trova niente da obiettare sul fatto che Mediaset sia la padrona di Forza Italia, che è un partito di coalizione. La cosa che mi ha molto colpito è questa: siccome Pier Silvio Berlusconi ha tirato un paio di missili a Renzi si è subito risentito e ha detto: allora io non voglio più, cioè io rescindo i contratti con Mondadori e non voglio più i soldi di Mondadori. Qui c'è proprio la dimostrazione plastica: politica, cultura, editoria, affari. Va così, è inutile denunciarlo. Credo che si prepari per via televisiva un governo di tutti con tutti. Neanche in maniera in filigrana, diciamo, proprio in maniera monumentale. Ma no, perché non c'è più da nascondere niente. Allora, buongiorno, scrive Davide da Canegrate. Avete detto bene, se penso alla Salis e al suo stipendio mi viene l'orticaria, ma la domanda da porsi è chi c'è dietro a certi personaggi, scrive il nostro amico ascoltatore. Poi abbiamo un audiomessaggio. Dietro la Salis c'è la Schlein. Un audiomessaggio, sentiamolo a scatola chiusa e speriamo in bene. Buongiorno Giulio, buongiorno Max, sono il Walter. Stamattina non telefono perché adesso chiamo sempre. Volevo dire questo, dei dossieraggi non parla più nessuno, cioè i dossieraggi sono quell'arma che permette di ammazzare nella culla il bambino non voluto, diciamo che sono il proseguo dell'opera fatta da Erode. Cioè, chi mette il culo all'aria oggi sapendo che c'è l'uccello Padulo che sicuramente passerà, chiuso in qualche cassetto che viene aperto dai servizi, dalla finanza. Guardate in Francia cosa è successo con il Rassemblement National. Cioè, un'irruzione di 20 persone armate con giubbotti antiproiettile. Chi ha il culo talmente forte per resistere? Che ne dici? È quello che la Meloni vuole evitare e sta evitando. Lei va di basso profilo, accontenta tutti, i dossieraggi veri o falsi che siano non escono. Allora, a me viene, cioè ormai la filosofia è quella di Renato Pozzetto, Giulio. Quale? Sai come faceva Renato Pozzetto? Quando gli fanno una domanda che lui non sa rispondere fa questo, come succede questo fenomeno non lo sapremo mai. Così, cioè Pier Silvio Renzi, la Meloni così, facci caso, lui dice come avviene questo fenomeno non lo sappiamo. A significare l'ineluttabile e l'inesplicabile. Signora, io non ho mica paura che mi inculi il cane, ho paura che mi morda. Ci abbiamo messo anche stamattina la citazione colta. Allora, intanto scrive un altro ascoltatore: mi confermate che Locatelli è stato promosso direttore del Consiglio Superiore di Sanità? No, lo era già stato siciliano, Locatelli era prima per due volte. Questo è Alberto Siracusano. Ah, scusa, Siracusano, no, siciliano è un'altra cosa, però sono tutti, è un martello, Siracusano. Dice no, li chiudiamo tutti dentro, che gli facciamo il TSO. È detto da uno psichiatra, fa paura sta roba, ma quella roba lì, queste interviste che lui ha fatto alla stampa non sono scappate da un fianco, sono avvertimenti. State attenti che quando poi torniamo con lockdown, chi sgarra va in TSO. Ecco la democrazia italiana. Ecco, a proposito di democrazia, intanto vedo la prima pagina dell'ANSA, poi però voglio saltabeccare un attimo tra i tuoi articoli degli ultimi 10-8 giorni, perché c'è roba interessante. L'ANSA apre in questo momento la sua homepage con le parole del ministro Nordio sul caso Al-Masri. Ne parlammo a suo tempo anche, no Max? Nella nostra rubrica, riferiremo alle Camere quando sarà il momento. Gli atti che abbiamo smentiscono i giornali i quali, Corriere Repubblica, avevano detto l'altro giorno che in sostanza il governo aveva fatto carte false, dicendo ai magistrati di usare Signal per non lasciare traccia, per rimandare in tutti i modi il gentiluomo. Che ti fermo subito. Ecco, dimmi. Su questa cosa oggi Dagospia, che è un organo stavo arrivando lì.
Stavo arrivando. La Losca d'Agospia invece dice che il governo andrà a pezzi su quella roba qua, che la Meloni è incazzata. Proprio, guarda, ma hai letto nel pensiero. Di fare un golpe. Ecco, sta dicendo di fare un golpe. È questo che la Meloni, vedi sotto la foto Bibbiano Meloni, no? Sì, a Bibbiano la magistratura del PD ha fatto un'operazione di ripulitura. Ecco. E allora dicono i vari, la Meloni si deve dimettere, cosa c'entra? Ma tutto serve. Allora lei cammina sulle uova. Basta, è tutto lì. Allora, intanto D'Agospia è molto più potente di Pecorelli. Sì, e non farà la stessa fine, ovviamente. Anche perché è molto più agganciata solidamente, istituzionalmente, eccetera, eccetera. Non ci sono più gli Andreotti di una volta, quindi chi fa questo lavoro vive tranquillo. E poi si spiegano anche certe carriere televisive in base a questa logica. Perché c'è un certo personaggio che adesso è stato promosso sempre dal Pier Silvio di qui sopra in una fascia molto popolare. Chi è Nuzzi? Ma dai, come mi hai letto nel pensiero tu, non mi legge nessuno stamattina. Ci vogliamo bene. Allora, no, qui a me preme una cosa, perché io ho capito che si dice la frecciatina sarebbe per il vostro direttore che è nipote di Sallusti. No, come dice Zoff. Io faccio un discorso, il nepotismo è anche questa roba qua. Il nepotismo è tutto ciò che emerge senza un presupposto di talento, di qualità, ma perché messo in base alle logiche altre. Il 99% dei giornalisti che vanno in televisione, che vanno alla prime time, che vanno alla fascia del pomeriggio, ci vanno perché hanno agganci politici, nepotismo, e perché hanno degli impresari. Uno come Scanzi, uno come tutto il giro di Travaglio, che ha come impresari Caschetto, ma più nepotismo di questo. Quindi non vediate le frecciate dove non ci sono, dove le volete vedere. Diciamo. Fate un discorso più approfondito. Sì, cioè, appunto. Il codo della situazione va alla 7 e tramite la 7 va alla Mediaset, perché c'è dietro Caschetto, che è il padrone di Lanove, che è il padrone di Fazio, che è il padrone di Saviano. Ragazzi, questa è la democrazia italiana. Non stiamo a vedere... stavamo facendo... No, però quando ci vuole. Stavamo facendo un discorso strutturale, non le polemicuzze di quartiere idiote, capisci? Non mi risalite all'unghia. Appunto. Non mi risalite al particolare proprio. Andate a fare un discorso di sistema, se volete capire le cose. Quando vedete uno di questi qua che si chiami Luxuria, che si chiami La Gentili, che si chiami Scanzi, che si chiami Travaglio, chiedetevi sempre chi è l'impresario, e l'impresario poi è quello che decide di Sanremo, è quello di Renzi, è quello di Saviano. Dai, su! Sì, poi non potremmo dire mai, neanche sotto tortura, per quale motivo Luxuria è così vicino agli ambienti Mediaset, è così coccolato dagli ambienti Mediaset. E fatevi una domanda, no, questo ce ne stiamo zitti proprio completamente. Se no abbiamo finito se no è meglio mettersi contro la mafia. No, se no abbiamo finito proprio che ci vengono a sparare, Max, ma non per metafora però. No, allora, ma arriva la Digos. Intanto abbiamo una telefonata, zitti altro e mosca. Altro che il povero Gervasoni. Ma stai scherzando? Una telefonata, pronto? Sì, buongiorno a tutti e due, Lisetta. Ah, cara Lisetta. Allora, il processo di Bibbiano che è appena stato fatto è da rifare secondo me, anche questo come quello di Garlasco, anche perché restano situazioni purtroppo secondo me non chiarite. Andiamo bene, ragazzi. Tutto qua, vi saluto e buona giornata. Grazie Elisetta. Lo so, però secondo me non si risolve niente. Lì ha fatto piazza pulita, stop. Cioè ha assolto praticamente tutti, però ha restituito tutti i bambini alle famiglie dai quali erano stati strappati. Ma sai che ieri sera mi è capitato di vedere, a proposito di Garlasco, il mitico avvocato Lovati, quello che difende il neo indagato Sempio, lì, sì. Il quale l'ha sparata grossissima, no? Lì in un salotto televisivo. Quello dei sogni. Ha detto a un certo punto, ma io mi ricordo benissimo, quel 13 agosto, quando è stata uccisa Chiara Poggi, ero a Vigevano, c'ho lo studio, e c'era la festa di Vigevano del 13 agosto. Un sacco di gente, perché tutti quelli che rimangono a casa vanno lì. Era una mattina, circa le 10:30, 11, sono sceso a comprare il formaggio, perché ci sono le bancarelle piene di gente,
e la gente non faceva altro che parlare dell'omicidio di Garlasco, cioè che è stata ammazzata una ragazza a Garlasco alle 10:30 della mattina, alle 11. Cioè tu pensa che Stasi ha telefonato all'1:30, i carabinieri sono arrivati dopo, quindi la scoperta sarebbe dovuta essere dopo. Questo qua è venuto a dire tranquillamente che alle 10, 10:30 già lo sapevano tutti. Quando io facevo la cronaca giudiziaria a Fermo, a me le cose mica le diceva, quando scannavano qualcuno mica le diceva la polizia, me lo dicevano quelli del paese. Quando io uscivo sul giornale la cosa era già vecchia e tutti sapevano tutto. Io non potevo scrivere chi era stato perché chiaramente mancano le prove, manca l'inchiesta, ma lì sapevano tutto e sbagliavano mai. Quindi, Ma questa è la verità. È abbastanza grossa la cosa, no? Lo so. È abbastanza Ma grossa. sai, ecco, qui ci ricolleghiamo a quello che si diceva. Tu pensa che a raccontare, ad avere voce in capitolo su Garlasco, che è una cosa di una incasinata, di una complicazione, di un fumo, c'è la Lucarelli. Sì, è vero, è vero. Specializzata in gossip, la Lucarelli. Allora, come mai la Lucarelli sta dappertutto? Come mai scrive su Garlasco? Come mai va a Sanremo a infangare Cristicchi? Come mai la premiano con i programmi delle palette del sabato sera? Forse perché che impresaria? Forse perché era una che diceva: Madonna, quanto vorrei che i Novax morissero ridotti in una poltiglia verde che sta in una bottiglia in una lattina. Una così, questo è, non so se è un'apologia di strage, se è una cosa, una così dovrebbe essere tolta da tutti i media, cioè una che augurava la morte a della gente per una situazione, per una dinamica sanitaria che poi ha visto i milioni di morti e li ha visti tra l'altro in un senso diverso da quello che diceva lei. Una così dovrebbe essere tolta da tutto il panorama mediatico, invece per servizi resi sta dappertutto ed è lei. Questa che cronaca giudiziaria ha mai fatto in vita sua? Ma io ho letto tutti gli atti non li hanno letti neanche 10 giudici. C'è 1,5 milioni di pagine. Ma chi ha letto? Te li sei fatti raccontare da chi? Da Travaglio? No, ma lei non, così. Guarda, che lei non abbia letto niente. La Lucarelli non vale un cazzo. La Lucarelli non è un cronista di giudiziaria. Appena apre bocca ci sarebbe da buttarsi dalle torri gemelle dalla disperazione. Come fa una così? Cioè, questo è il discorso della Salis al Parlamento europeo. Come fa una così a decidere, a raccontare, a decidere lei le dinamiche dell'inchiesta di Garlasco? Cioè, qui siamo oltre. A me mi pare i dadaisti sul Monte Verità insieme ai surrealisti, mi pare è tutta avanguardia. Senti, sono le 10:49, Max, abbiamo pochi minuti, ma io volevo toccare alcune delle questioni delle quali ti sei occupato, perché a me mi è piaciuto molto anche il tuo articolo su nicolaporro.it a proposito di Lucia Annunziata. Lucia Annunziata, come qualcuno forse non sa, è europarlamentare, no? Del PD. Sì, che io non canterò mai, rinascerò come un purcell migratore, non mi come quello te fatica, non mi canterò mai. Avevano già formalizzato, la mandano in Malawi. Sì, in Malawi, ma a fare che cosa? L'alto rappresentante per la politica estera europea, Kaja Kallas, ha scelto lei per andare in Malawi. Cosa c'entra il Malawi? Ma cosa ci interessa a noi del Malawi, tra l'altro? No, ma cosa c'entra l'Unione Europea con un paese, con uno stato no, dico appunto in quel senso, dico, cosa c'entra il Malawi con l'Unione Europea? Evidentemente deve organizzare una filiale del PD africano malawiano. Sono rimasto. Come direbbe Pozzetto, è andata in Malawi, come succede questo non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Sì, forse la spiegazione è proprio quella lì, è alla Pozzetto la spiegazione, perché altrimenti uno non capisce il perché. Peraltro tu, per andare a un'altra europarlamentare, ti sei occupato anche di Carola Rackete. C'è qualcosa che non ti quadra nelle sue dimissioni? Cos'è che non quadra secondo te, Max? Ma che una nullità così si tolga al Parlamento europeo o va a guadagnare di più o ha paura che venga fuori qualcosa.
Cioè, questo veramente i cambiamenti climatici a Bruxelles è clamoroso. Aria nuova. Non lo so, non è possibile. È inutile che dicano lei l'ha fatto, non si capisce perché. Poi questa ha mandato un comunicato tipo Bader-Meinhof, non lo so, cioè quelle robe completamente senza senso. Dice no, io sono perché voglio la qualità, la sinistra, l'antagonismo. Non ha spiegato niente. Quell'altra, la Salis, ha detto compagna, siamo sempre uniti nelle lotte. Non ha spiegato. E quindi se non spieghi, poi sai, con una così puoi immaginare di tutto. O le stavano facendo saltare fuori qualche cosa a livello di dossieraggi, oppure avrà un incarico che vale più dei 20.000 euro al mese. Perché ricordati che non c'è attaccato ai soldi tanto quanto un ultracomunista antagonista. Ma stavo dicendo proprio questo, che alla fine poi ruota, gira, volta, ma è il quattrino che fa muovere anche questi qua. E questo è il soldo, il soldo. Sì. Alla fine non c'è nient'altro. Sì. Un'altra bella... Pare che la Salis gli ha già occupato la poltrona vacante, l'ha occupata subito. Per un pin impulso. Allora, altri due articoli. Perché gli impresari, Fratoianni e Bonelli, hanno detto tocca a noi, la prendiamo noi. E il problema è trovare altri pregiudicati lì in AVS. Se li sono già giocati tutti, come fanno a trovarne un altro da mettere al Parlamento europeo? Allora, altri due bei pezzi che voglio citare, Max, tuoi. Siamo proprio in coda, quindi vado veloce. Il primo finalmente è un elogio a qualcuno che fa qualcosa di destra, cioè il ministro Giuli, secondo te, no? Che ha disertato la serata finale del celeberrimo premio letterario Strega. Sì. Sì, io non elogio Giuli, Sì, no, per lungi carità. da me, perché Però... non arrivo a questi meglio situazionisti. Meglio elogiare il predecessore. Che ha fatto bene. Meglio elogiare il predecessore. Insomma, è una bella lotta lì. No, ho detto che ha fatto bene. Ho detto che ha fatto bene a non andare allo Strega, perché lo Strega è una di quelle manifestazioni di egemonia gramsciana che francamente ha rotto i coglioni. Infatti poi si è visto che ha vinto un'altra volta. Invece non ha rotto per niente alcunché, perché sbarca in Rai in pompa magna l'ex giudice politico, presidente della Camera, Luciano Violante, il quale ci farà un programmino di educazione civica per i giovani con 4G, giusto? Ha 83 anni. Ce l'ha portato Mellone, che è un plenipotenziario delle Meloni. Quello che comanda, Violante quando era in Leonardo, che comanda in Rai. Era uno che... Sì, e Violante quando era in Leonardo per quasi 3 anni è stato il principale consigliere della Meloni. Lo sanno tutti. Lo vedi allora com'è tutto unito? E sulla 7 arriva Nicola Gratteri, l'altro magistrato che ha fatto un sacco di indagini che sono finite un po' maluccio, diciamo la verità. E lui dice io faccio quello che voglio. Sì, va lì a dare lezioni di PD. È una manifestazione di potere anche quella, che ti devo dire? Con minor confidenza però con la sintassi, bisogna dire, da parte di Gratteri. Detto così, può darsi, ma questo, aspetta che ho ammazzato una zanzara, non quella di Cruciani purtroppo. Sì, ma vedi che è tutto... Gratteri va lì e dà lezioni di educazione etica, civica. Cosa vuol dire? Parlerà di far arrivare più immigrati, di gender, cioè va a fare l'agenda woke del PD. Essendo magistrato lo può fare. Allora, intanto ti giro gli ultimi messaggi che sono arrivati, ma poi vorrei toccare a volo anche altri articoli, perché a me mi piacciono un sacco i tuoi articoli, Max, è inutile, me li leggo e me li divoro. Bontà tua, bontà di tanti, perché li leggono in tanti, come giustamente ricordavi prima. Sì. Allora, ciao Giulio, ciao Max, scrive Stefano. Richiedo scusa, ma forse è giusto anche per me il momento di testare Gastro Free. Bassetti che va alla Zanzara a presentare il suo libro sulla medicina empatica, ne parliamo, e diciamo il conduttore della Zanzara che ti chiede a te di fare il suo libro, quello che ha appena pubblicato, tanto per essere chiari, perché anche quello è divertente, è una roba interessante. Bassetti però sarebbe il medico che va alla Zanzara a presentare il suo libro sulla medicina empatica, e il nostro Stefano si becca il Gastro Free. Fulvio dalla provincia di Lecco, non so chi sia Caschetto, dillo velocemente. Beppe Caschetto, no Max? La gente di tutti praticamente. È uno dei due impresari insieme a Lucio Presta che
si decidono tutti i palinsesti delle televisioni e anche i Sanremo. Semplicemente Caschetto è quello che gestisce tutto, che tempo che fa, ed è quello che la fa da padrone alla 9 dove la fanno da padrone quelli del Fatto. Fatto c'ha un giornale che è in caduta libera quanto a copie e quanto a bilanci, però i suoi giornalisti sono dappertutto. Come mai? Allora, gente che nessuno legge. Tu dici a me mi leggono in tanti? Sì, io ho un pacchetto di 10.000 lettori secchi. Se vado in un giornale io gli porto 10.000 lettori. Dimmi oggi chi può sputare su 10.000 lettori. Però a me dicono, sai, chi ti manda? Magari più avanti. Gli azionisti di maggioranza di Canale 9 Warner Bros. Mi sono rotti i coglioni, come dice sempre Pozzetto, non me ne frega più di niente. Ho fatto la fine del castagno, mi sono rotti i coglioni, e quindi parlo chiaro, non me ne frega niente. Allora, gli azionisti di maggioranza, scrive il nostro amico ascoltatore, Canale 9 Warner Bros. Sono BlackRock e Vanguard Group. Mi pare che siano particolarmente ingombranti. Ma va là. Però ci vanno i grillini contro il sistema, ci vanno Scanzi, Sommi. Altro messaggio, audio messaggio, ce lo ascoltiamo subito. Ma grande Max, leggo messaggi, commenti, entusiasti, perché finalmente si è tolta dalle palle la racchete. Ma si sarà tolta dalle palle per qualche motivo, come dici tu, c'è poco da esultare, tanto anche se stava lì. Senti, però ti è piaciuto tanto, Max, il manifesto di Bonelli e Fratoianni. Fa caldo, votaci. Non è mai cosa devi fare? Possiamo chiudere in un modo più... Io sono rimasto molto colpito da quello che ha raccontato Porro. Un minuto. Sì. Tornava a casa a Roma in motorino. Ci stavo arrivando, ma sai che l'altra sera invece due che stavano grave. Aspetta, però c'è successo anche di peggio, perché poi te lo lascio dire, perché quello è interessante, anche a me è piaciuto il pezzo che tu hai fatto e Nicola Porro l'ha raccontato nella sua zuppa in maniera molto efficace. Ti lascio subito la parola, però intanto l'altra sera a Milano due che stavano aspettando il tram in zona Bicocca, viale Fulvio Testi, sono stati accoltellati da tre maranza per portargli via il borsello. C'è uno che sta crepando, un coltello piantato nella schiena. Un coltello piantato nella schiena, aspettando il tram. Sì, lo so. Viva Milano. Chiuso. Ti lascio i maranza liberi che... No, io l'ho raccontata questa cosa dei maranza su X, mi hanno detto che devo fare la stessa fine. In maranza non si certo. Mentre raccontaci questa del Porro, perché è bella. Porro tornava a casa dei genitori dove vive quando va a Roma, al Palatino, a preparare la trasmissione. Siccome c'era Tony F al Circo Massimo, il Circo Massimo è diventato un ricettacolo di nullità. Non si trova, perché lì è la politica panem et circenses del PD, no? Della giunta. 3 posti di blocco, all'ultimo, mentre passava col motorino, una vigilessa, una ragazzina, gli ha urlato: "Oh, ando cazzo vai! No cazzo credi andà!" Lui si è anche risentito, giustamente, si è tolto il casco. La vigilessa ha visto che non era proprio uno qualunque, era uno conosciuto e riconosciuto. A me ha colpito molto, perché questa è la consacrazione della democrazia autoritaria. Noi abbiamo più o meno la stessa età, Giulio, siamo cresciuti a Milano. Dimmi te se nei nostri anni 70, se un Ghisa si fosse permesso di dire a un cittadino: "Uè, ti, dove cazzo vai?" Quello lì saltava subito. Oggi è la normalità. No, tra l'altro stamattina... La normalità non mi piace per niente. No, ma stamattina venendo qua ho assistito a un episodio che è una variazione sul tema di questa roba qua, no? Un Ghisa milanese, appunto, un vigile a Milano. Siamo in coda lungo in Viale Tunisia, come sempre, naturalmente, perché quello non si capisce perché sei sempre in coda su Viale Tunisia andando verso la stazione centrale, oltrepassando via perché Vittorio da Viale Tunisia arrivano tutti gli migranti. No, questa è bella, perché arrivava appunto un migrante, però dal sembiante filippino, più o meno, sembrava così, però tutto con il suo monopattino, a piedi tra l'altro, no? Andando a piedi col monopattino e il casco in testa, no? Una persona che non dava fastidio a nessuno. Il vigile, te devi vedere come si è incazzato. "Ma lei cosa sta facendo? Lei è contromano, dove sta andando? Come si vede?" E io mi sono detto tra me e me: ma perché non vai a fargli una sfuriata del genere a un tizio con una faccia meno per bene di quello lì? A un maranza. A un maranza vero, non a un poveraccio che tra l'altro andava a piedi, sì, era in contromano al bordo della pista ciclabile.
col suo casco. Ha fatto teatro, ma a piedi, hai capito? A piedi, andando a piedi col monopattino in mano. La giornata. Un cretino integrale. Va bene. Max, io ti ringrazio come al solito. L'ora è scivolata via, siamo già in ritardo, ma Sammy Varin, la sua immensa, diciamo, bontà ci perdona e fa anche il segno della città, anche la benedizione variniana. Tanto se non ci perdona è lo stesso. Se non ci perdona ce ne fottiamo. Se non ci perdona, siamo a posto così. Grazie a tutti, grazie a Max del Papa soprattutto, e tanti saluti, tanti baci, buon pomeriggio. Avete ascoltato Auto da Fè. Jean-Pierre